Siamo con Diogo Neves. Allora, Diogo, è sempre un piacere poterti intervistare nuovamente. Hai lasciato bei ricordi qui a Sandrigo. Stasera grande sfida, molto equilibrata. Alla fine l'ha vinta chi ci ha creduto fino alla fine. Sì, secondo me il primo tempo siamo entrati bene, abbiamo controllato abbastanza bene i primi 25 minuti, dopo il Sandrigo è entrato bene nel secondo tempo, ha fatto 2 gol. Noi siamo in periodo che facciamo fatica a mettere in pratica quello che alleniamo, e quindi complimenti al Sandrigo per i 3 punti, per la partita che ha fatto, e complimenti a tutti al Sandrigo per questo bellissimo pubblico che c'è sempre. Allora, io ho visto e ho sentito dal pubblico, soprattutto a fine partita, tanti rivolgerti un saluto, un grido, un cenno: ciao Diogo, grazie Diogo. Una piccola speranza, un domani potresti anche tornare. Non si sa mai, ho lasciato qua un pezzo di cuore e alla fine si potrebbe tornare sempre dove sei stato bene, ma vediamo cosa aspetta il futuro. Ascolta Diogo, torniamo al campionato, ultima domanda. Adesso arriva un impegno importantissimo, difficilissimo, quello della prossima giornata contro un Trissino agguerrito. Sì, il Trissino è una squadra che va sempre molto forte, sta facendo dei bei risultati. Noi adesso dobbiamo uscire da questa dinamica negativa, non sarà facile, però daremo tutto perché veramente dobbiamo uscire di questo periodo. No. In bocca al lupo Diogo.